Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si inizia questo pomeriggio di giovedì 18 dicembre con una prova per le femmine di 2 anni che non abbiano vinto 4.000 euro in carriera. Ai limiti delle somme vinte la favorita Ida Spritz con il numero 1, Andrea Farolfi in salchi. Macchina in movimento, proprio all'1 Ida Spritz, Andrea Farolfi, 2 Isolde Gad, Maurizio Visco, al 3 Ida LL, Edoardo Baldi, 4 Iole, Manuel Pistone, 5 Irlanda, Riccardo Pezzatini. 1,80 Ida Spritz, 2,75 Iole, 5,50 Ida LL, queste le quote sul campo quando la macchina prende velocità. Si prepara al lancio. Partite. Sbaglia Iole e così al comando prova ad andare subito Ida Spritz, al suo esterno Ida LL, poi Numero in terza 4, posizione Isolde Gad squalificato. che precede Irlanda, a tabellone Iole. Ida Spritz al comando al termine della prima piegata, passata in 14,5, bella agganciata alle guide, la figlia di No Repli e Zeta Spritz che a metà della retta opposta alle tribune prova ora a riprendere un po' in mano Andrea Farolfi, rallenta, 16 di frazione, 30,5 i primi 400. Quartetto in fila indiana, in seconda posizione Isolde Gad, precede Ida LL e alla retroguardia Irlanda. Si va a completare la piegata di sinistra con Ida Spritz al comando, piegata passata con una frazione comoda in 16,3, 46,8 sul piede l'1,18 al chilometro i primi 600 metri di corsa, ma con il ritmo che ora è abbastanza blando. Isolde Gad segue sempre seconda avanti a Ida LL e ad Irlanda. 800 metri passati in 1,2 con la battistrada che continua liberamente in avanti, in seconda posizione sempre Isolde Gad che precede Ida LL e alla retroguardia Irlanda. Sulla retta opposta alle tribune, Ida Spritz continua liberamente in vantaggio, in seconda posizione Isolde Gad, in terza Ida LL, in quarta Irlanda che ha perso un po' di terreno. Quando siamo a 400 metri dal palo, Ida Spritz è in vantaggio, 29,9 il penultimo quarto di gara. Ida Spritz allunga, guadagna 3-4 lunghezze di margine nei confronti dei rivali. Ultima frazione della curva ancora in 15, Ida Spritz per fatti propri viene a rifinire il percorso in gran semplicità, anche a buona velocità il secondo giro, mentre per il secondo posto Ida LL viene a giustiziare Isolde Gad. 1,16,1 il ragguaglio, 1 minuto e 2 decimi per gli ultimi 800 metri di corsa. Ida Spritz, Andrea Farolfi per il training di Andrea Sarzetto, i colori della scuderia Valle Falconera, vince la figlia di No Repli e Zeta Spritz che coglie il suo secondo successo in carriera, in bello stile, un bel percorso di testa per l'allieva della Valle Falconera di Andrea Sarzetto. Andrea Farolfi la porta tranquillamente al traguardo.